I contarin a Oloferne sorestansi in teste dai soldans de Assirie, che Israeli si prontavi a attaccare. Avevin sieradis dei fortis demons, rinforcias du ciciux, e te plane metus ostacui di ogni sorte. Allora si indiaulà all'ultim fin, al clamaduci sorestans di Moab, i generai di Ammon, e duci satrapos dal litoral. Ur disè, Indi Canaan, contai-mi dut. Ce intese ch'este ca ia sta su pesmons. In ce città sono sta, tros solda sano. La ese la lor fuarce e lor podè. Qui ese li re che iu reg e che iu mene abbatisi. Parce no hanno volut presentarsi denan di me, differendi ce ca fasi in tutte la inde region a sorelli a mont. Achior, sorestandi duci ammoniz, i rispondè, che il mio paron ascolti par plasè, ce ca sta par di il sofamei, i disarai la verità sun che ste in di mond, ca ia sta d'ogni di te, de bocce dal sofamei non ie sarà falsetà di sorte. La indi che spopul a ie diriunde dai caldeos, parvieri a venirin a sta in Mesopotamie, parce che non avevin volut savendi la daur dai dius dai lor vons sistemassi in Caldee. Si son dunque slontanas de vite dai lor vons, per adorare il Dio dal ciel, che il Dio c'avevin cognosciuto al fratim. Bandits allora da face dai lor dius, a stiamparin in Mesopotamie, la ca si fermarin un biel piecion. Ma lor Dio urveve motivati la sala lortiere e di la tettiere di Canaan, e lor si stabilirin a venti e a forin in colmas di Aur, Darint e di Nemai di non rivananti a contaiu. Po dopo all'erin ventiu palegit, par vie che une miserie nere aiere plombade sulla terra di Canaan, e la iu si fermarin fin tremai ca tiatarin ce mangià. A diventare un popolo grande in ce fin, e une giernassie di non poter contare scaieri. Ma il re dall'Egitto si mette quintri di loro, e iu imbroia fasintiu farmodons, iu metterin sotto i pis, iu riduserin in sclavitud. A berlarin versi lor Dio, cal batté la terra dall'Egitto fur par fur, cum plaes ca non si rivava a parassi. Allora gli egizians iu faserin cori denan dai voi. Dio al suia al marros denan di lor, e iu menap al viac dal Sinai e di Cades Barne. Dopo di ve fat cori denan di lor tutte la in ca era stata al desert, si sistemarin tettiere dai Amoreos, e con tune vigurie tremende a faserin fur tutte la in di Esebon. Da spo, passati il Giordan, a chiappare in paronance di tutte la mont, fasin cori denan di lor i Cananeos, i Perisiz, i Jebuseos, i Sichemiz e tutti i Gerdeseos, e si fermarin a lung te lor tiere. Finché non erin quintri da lor Dio, averin fortune, parce che han un Dio fra mezzo di lor, che non posso portare l'iniquità. Ma quanca erin fur d'altroi, che urveva insegnato, a forin distrus dal dut, a sun di vueres, e portas prisoniers tu ne tiere foreste. Il templi dal lor Dio al fos plantat, e lis lor citas a colar intesciates dai nemis. Allora si voltarin di nuv de bande da lor Dio, a tornarin in daur di dula ca ierin sparnicias, dai lux ca iuvevin dispierdus, a richiapparin paronance di Gerusalem, la caler lor templi, e a ripopolarin la mont ca iere restade deserte. E cumò, paron e sior, se che spopula la sgarati in alc, se han pecchiat quintri da lor Dio, allora sancirin si ben in ceca son las fur di strade, pol in su e iu frontin. Se però non detti tristerie dal lor popul, il mio paron ca si tegne guardat, per no che il Signor lor e il lor Dio si metti de lor bande, allora sì che nos ridaressin per ogni chianton de tiere. Quanche a Chior al finì di fevelà,
tutte la troppe ingrumade a tor de tende, e tacca a bruntulà. I caporions di Oloferne, tutte la inde queste, comprendusche di Moab, a discorrevin di fallo a frucions, a disevin, parcemo vino di vepore da Israeliz. Alle un popol cence fuarce e cence vigurie, che non le bonnantie di tigniteste in un combattimento un tic di sest. Sumo, anin su, e i tiei soldati fasaran fuori in tune bocciade, o paron Oloferne. Appena cessati il sunsur de inda de donde a tor del consei, Oloferne, generale in teste dai soldati di Assur, al frontà Chior presince di tutte la folugne di Forest e di tutti i Moabiz. Qui crodi studiesi a Chior, tu e i tiei framiz a paiament, permettiti a fa di profete framiez di no, come che tu has fat cumo, e par convincino di no frontala di Ernassi di Israel. Tu disis che lor Dio iu pararà, ma qui es al Dio fur di Nabucodonosor. Lui sì che mandarò la sua fuarce e iu fasarà sparite face de tiere, e non de Dio dai lor che iu salvarà. No, si fameis, iu fruciarin come che fossin un om sol, no podaran tigni teste, quanche urpolombran in tor in estri stiavai. Iu brusarin duciu in tun voluc, lis lor mons ingiocaran cul lor sang, e lis lor planuris saran tutto un grum di cadavar. Investi la plante dai lor pis, e scugnarà cedi de nandinu, affasaran une brutte fin, dal prim all'ultim, che est l'udis il re Nabucodonosor, paron di tutto il mondo, così alla fevelat, e li sosperaules non saran stati ditti spardibant. Tu allora, Chior, ammonit paiat di lor, tu che tu has fatto un discorso dal genar tu moment, che tu ieris fur di te, di cumo in denan non tu vi darà satri la memuse, finché non mi sarai svindicat di che sterassate sciampate dall'Egitto. In che di la spada dai miei soldati e la lance dai miei fameis, ti passaran il flanc fur par fur. Tu colaras in enfri muars, quanche io o tornarai a vioditi. Cumo i miei fameis ti menaran sulla mont, e ti lassaran donde di una città di che scasson sulla strade. Non tu muraras finché non tu varas partire la lor rovine. Non sta fa che musa vilide, se dentri di te tu speris, che non saran chiappades par mai. Lo hai dit, nissune des mes peraules non colaran a bas di band. Allora Oloferne, al de ordina di che lo servivi in te tende, di chiappa a Chior, di menalo a Betulie e di mettilo tesmans da Israeliz. E così fameis lo brincarin, lo menarin fur dal campament passat pe plane, e di lì, chiappan direzione des mons, arrivarin fin tremai tes risultivis ca son so di Betulie. Quanche la indesitat iu viodè, a chiapparin sulis armis, a saltarin fur de citat e a montarin fin sulle spice da mont, biel che duciu che des fiondes, a sglavinavin iu claps par no lasaiu vini su. Così arrivarin a sdongiassi appena fin lì che tache la subide, a pea Chior e alla salo di stirat da pi de mont, prima di tornar dal lor paron. Allora Israeliz a dismontare in de citat, si fermarin donde di lui, lu dislearin, lu menarin a Betulie e lu presentarin ai sorestans de citas, ca erin in che volte ozie fidi miche de tribù di Simeon, Cabri fidi Gotoniel e Carmi fidi Melchiel. Che est acclamarin a convigne duci anzians de citas, anche duci zovins e lis feminis alerin all'assemblea. Ozie all'interpera a Chior, in pins, fra mies de ind, sun ce calier succedut. Chiampan la peraule, urfase cognosi ce c'aveva decidut il Consei di Oloferne, duce che lui aveva dit denan dai sorestans assirians, e anche l'arroganza sfacciade che aveva avuto Oloferne in merito de chiese di Israele.
Allora la in si buttacula muse partiere e adora Dio e berlà. Signor, Dio dal ciel, vio trop ca son alterats e vedul de umiliazion ca e plombade le nesse gernasie. Vue volti ti viers di no, cum tu ne muse adegnevul, stan che no ti sin consacras a ti. Daspo assicurarin a chior e lu laudarin di cur. Quanca saltarin fur de convigne, o zie lumenain chiaseso, e all'uffrì un gran gustà ai anzians. Pardute la marignot, si domanda aiutori al Dio d'Israel.